ringrazio le autorità che si sono presentate al nostro pranzo, in primis il sindaco, l'assessore Brugioni, che ormai ci conosciamo da vecchia data, ormai siamo diventati conoscenti di vecchia data. Io farei un grande applauso però al Presidente, perché senza Giorgio tante di queste cose non si potrebbero fare. Anche la dottoressa Bianco, che è stata ricordata prima, perché è stato importante vedere anche l'Unicef questa mattina in Viale Carducci, vedere le macchinine di legno per i bambini, una bellissima sorpresa per tutti, ma soprattutto per Conegliano è stato importante vedere voi con le vostre macchine. Un ringraziamento quindi al Club Storico Serenissima per quello che state facendo, perché poi vedere transitare le macchine non è solamente vedere transitare dei gioielli, ma vedere transitare la storia, perché ognuno di voi guida non solo un'autovettura, ma guida una parte della storia italiana e del mondo, e di questo dovete sempre esserne fieri, perché tante volte ci dimentichiamo che quello che ci manca è la cultura, e qualcuno sottovaluta anche queste iniziative. Vedete, queste iniziative sono cultura per il nostro territorio, cultura per tutti coloro che si dimenticano troppo spesso che le cose belle non sono solamente belle, riempiono l'animo, ma riempiono anche i libri di storia. E magari qualche ragazzo si riappassiona a leggere cos'è il mondo dei motori, cos'è il mondo del design, cos'è il mondo del Made in Italy, anche di quello che sono tutte le auto che vengono dagli altri paesi. Il Comitato Provinciale di Treviso, a nome della Unicef Italia, a cui sarà devoluto quest'anno il sostanzioso contributo che il Club Serenissima Storico fa ogni anno, vi ringrazia tutti. E in base alla cordialità, alla generosità, tutti i bambini hanno sfilato qua, o quasi tutto. Purtroppo il tempo è stato inclemente, però anche un minimo di gara c'è stato. E ringraziamo la città di Conegliano, che ha dato il suo patrocinio insieme alla Unicef Italia e che ha permesso questa sfilata sia delle moto, le auto di epoca, sia di quelle dei bambini.